Siamo estremamente orgogliosi di ospitare anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, le Convitiadi, che sono lo sport dei conviti di tutta Italia. Sono oltre 2500 ragazzi e la città è a loro disposizione, ma Lignano ha una vocazione sportiva e ambisce ad aumentarla. Da Nagni a Vicenza, passando per Roma, Napoli, Milano, oltre che ovviamente Cividale e Udine, le Convitiade restano in Friuli Venezia Giulia, affidate per il secondo anno all'Educandato Uccellis e con le gare che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro sempre più comune di sport, con un forte messaggio di pace. Lo slogan che hanno adottato quest'anno, lo sport semina i germogli della pace, credo che sia veramente la chiave di lettura ideale per ciò che sono le Convitiadi, ma per ciò che è anche lo sport, soprattutto in periodi come questi in cui non tutto il mondo ha la fortuna di vivere in pace come noi. 2500 ragazzi da tutta Italia gareggeranno, ma si ritaglieranno anche un'esperienza di vita conoscendo il Friuli con escursioni organizzate. Le Convitiadi compiono 18 anni e continuano ad aprirsi anche ad arte e spettacoli. Sì, le Convitiadi diventano maggiorenni e quest'anno abbiamo fatto in modo che l'intera organizzazione fosse affidata alle nostre competenze interne, quindi valorizzando il nostro staff. Non solo, spazio anche ai nostri colleghi di domani con un TG dedicato, creato quotidianamente dalla redazione dell'Educandato Uccellis. Questa redazione sportiva seguirà la vita del villaggio, la vita pulsante, quindi ci saranno, un po' come voi, interviste ai vari protagonisti e queste interviste verranno rilanciate sulla rete, sul canale YouTube e arriveranno in tutta Italia perché tutte le famiglie di questi 2500 studenti aspettano di vedere i nostri risultati e quindi noi li faremo compagnia con questa striscia quotidiana di un 45 minuti.